God Save the Wine, siamo tornati alla capitale, a Roma, e quassù da Trinità dei Monti guardiamo giù Roma e vabbè, a parte venirci fame pensiamo alla cucina romana, ma c'è un problema più impellente nel mondo del vino, Alessandro, che è quello dei giovani. Sembra che la generazione Z, quelli che diciamo possono bere i primi bevitori, cioè dai 18 ai 24 anni, siano un po' timidi nel mondo del vino. Bisogna fare qualcosa per avvicinare al mondo del vino piuttosto che lasciarli bere birre, o poi ognuno è libero, però visto dal nostro punto di vista il vino, come facciamo a rendere il vino più capibile, più piacevole a queste generazioni? Allora sì, sicuramente secondo i dati dell'UIB siamo andati incontro appunto ad un decremento del consumo di vino in queste generazioni, però bisogna anche considerare comunque che il consumo attualmente è un consumo più incentrato appunto sulla qualità, appunto a discapito della quantità stessa, quindi della quantità, e quindi di conseguenza siamo andati appunto incontro ad un notevole aumento appunto del livello qualitativo dei vini che vengono consumati. Sicuramente secondo me fondamentale è l'educazione del consumatore, in questo caso appunto dei giovani, al consumo di vino. Questo secondo me è un fattore veramente fondamentale per appunto esplorare questa nuova generazione. Li portiamo in cantina, andiamo nelle scuole, cosa li portiamo in cantina sicuramente per capire il vino sia come viene prodotto, quindi appunto tutto il processo di vinificazione, e in più anche ovviamente il lato meramente degustativo appunto del vino, attraverso ovviamente i vari corsi da sommelier che è possibile fare e quant'altro, appunto per educarlo al consumo. Ecco, a proposito di consumo, noi che invece ormai siamo già educati, però ci divertiamo a fare gli abbinamenti, a Roma i Frascati e i vostri rossi giocano in casa, quindi un abbinamento per questo Luna Mater Riserva 2018, un Frascati di una certa struttura, una certa importanza, su cosa andiamo a abbinarlo? Allora, il Frascati secondo me il Luna Mater può essere tranquillamente abbinato vista la struttura e la gradazione alcolica, può essere tranquillamente abbinato a piatti a base di carne, parliamo di piatti a base di carne bianca come ad esempio coniglio o tacchino, e io appunto l'abbinerai appunto a un coniglio o bello, sì, insomma anche lì c'è un po' possibilità anche di andarci alle erbe aromatiche, no? Un po' di speziatura, un po' di mentuccia, la varia speziatura, e sì, direi sì. Invece con un rosso appunto, che voi chiaramente producete anche un rosso, il Cron, abbiamo portato appunto il Cron, che è un merlot in purezza, è un vino che fa appunto un periodo di affinamento all'interno di barrique di rovere francese e canadese di circa un anno e 2 mesi. Secondo me è un vino che può essere tranquillamente abbinato a piatti a base di cacciagione, ad esempio una pappardella al cinghiale, secondo me può essere un vino che si sposa perfettamente appunto al Cron. Anche pappardella al cinghiale, che ora non per fare battute, ma non è difficile trovarli purtroppo arrivano anche città, anche a Firenze, non vi assicuro che non è solo, quindi ormai è quasi il cortile di casa, quindi noi ci adattiamo. Cron, pappardella al cinghiale. Grazie Alessandro. Grazie a voi.